Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati di nuovo insieme puntuali alle 12 in compagnia nostra e vostra per raccontarvi tutti gli aggiornamenti di queste ultime ore nella nostra regione e iniziamo subito con la notte di paura vissuta da Auronzo di Cadore per una frana, uno smottamento. Siamo in via Ligonto, appunto nel comune di Auronzo di Cadore, intorno alle 23:40 una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Belluno è arrivata del distaccamento di Santo Stefano, ha rilevato un fronte franoso di una certa rilevanza sul versante sovrastante l'abitato. Per questo in via precauzionale sono state evacuate 13 abitazioni, complessivamente 35 persone. La situazione continua ad essere monitorata, c'è stato un sopralluogo questa mattina alla presenza anche del sindaco che dovremmo avere in collegamento telefonico. Mi sente, sindaco? Buongiorno. Non abbiamo ancora il sindaco Dario Veceglio Galeno e allora in attesa di avere il collegamento per capire come è andato il sopralluogo e da quello che sappiamo le famiglie evacuate hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni. Restiamo nel bellunese con un incendio che è in corso sulla cima di una delle pale di San Lucano. Siamo a Taibon a Gordino. Le fiamme che sono ben visibili dalla zona di Col di Pra sarebbero presenti già dalla mattina di ieri. Le operazioni di intervento sono iniziate nel primo pomeriggio appunto di sabato, sono ancora in corso e sono anche rese complesse dalla posizione impervia e difficile da raggiungere là appunto dove c'è il rogo. Vedete infatti dove si vedono quelle lingue di fumo. Secondo le prime ipotesi l'incendio potrebbe essere stato provocato da uno dei tanti fulmini che sono caduti nel corso del temporale che ha interessato quella zona venerdì sera. Comunque adesso ci sono anche sopralluoghi in corso proprio per chiarire l'origine del rogo. La situazione resta sotto osservazione, l'incendio è in uno dei luoghi naturali più spettacolari della valle di San Lucano. E allora dovremmo avere in collegamento telefonico, mi avverte la regia, il sindaco Dario Veceglio Galeno, sindaco di Auronzo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Buongiorno sindaco, innanzitutto c'è stato un sopralluogo questa mattina, qual è la situazione oggi? Dunque, in questo momento proseguono i sopralluoghi da parte delle forze incaricate, quindi l'ufficio tecnico coordinato con la protezione civile, i vigili del fuoco e tutti coloro che questa notte sono intervenuti anche a dare una mano al comune a far evacuare le persone che hanno trovato ospitalità presso la palestra comunale di Auronzo. Siamo in attesa dell'arrivo dell'elicottero di vigili del fuoco per monitorare la frana che è caduta e ha lambito la parte del territorio sfiorando alcune abitazioni e per fare un sopralluogo a monte per capire l'entità della massa franosa che si è mossa. C'era stato un temporale prima appunto di questo smottamento, potrebbe essere questa la causa, anzi molto probabilmente questa la causa, sindaco? Probabilmente sì, è una zona tra l'altro impervia che è a valle dell'abitato di Ligonto, difficile da raggiungere a piedi. Noi questa notte siamo saliti così come questa mattina e bisogna appunto utilizzare l'elicottero per andare oltre le lingue che si sono sviluppate nella scarpata, diciamo, dove la frana ha trovato lo scorrimento. Diciamo che in questo momento la situazione è sotto controllo. Noi siamo in costante contatto con la prefettura, con la questura di Belluno per qualsiasi aggiornamento. La popolazione in questo momento è rientrata nelle proprie abitazioni. Stiamo mantenendo lo stato di allerta in caso di ulteriori movimenti franosi o malrovesci piovosi che potessero verificarsi. E intanto aspettiamo l'arrivo del geologo e l'elicottero per intervenire, per capire cosa c'è da fare in quota. Ecco, le 35 persone evacuate in questo momento dove sono? Sono rientrate? Sono ancora... Sì, sono rientrate tutte nelle proprie abitazioni. In questo momento la situazione è monitorata dalla protezione civile con un piantonamento fisso e proseguirà per le prossime 24 ore.
e al momento in cui sono rientrate tanti proprietari di seconda casa hanno preferito raggiungere amici o parenti, sono stati ospitati presso altre strutture, qualcuno è rientrato anche proprio alle proprie abitazioni, mentre i residenti, le persone che sono qui in questo momento sono state tutte avvisate che alle prime avvisaglie di una situazione di pericolo, avendo qui il piantonamento della protezione civile, sono invitati a lasciare le abitazioni nuovamente. Ecco, ci sono previsioni di nuovo, sappiamo che potrebbero esserci dei temporali nelle zone montane nelle prossime ore, potrebbe interessare anche il vostro territorio e anche da qui che il monitoraggio continua in modo capillare, Sindaco? Sì, continuiamo a stare in contatto con il sistema di protezione civile della Regione Veneto, quindi al verificarsi di eventuali temporali siamo disposti appunto ad intervenire prontamente, siamo tutti allertati e operativi. Allora, Sindaco, intanto grazie davvero per averci dedicato questi minuti preziosi. Naturalmente poi noi ci aggiorneremo per capire com'è la situazione nel pomeriggio e per dare gli aggiornamenti poi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto grazie davvero e buon lavoro al Sindaco Dario Vecellio Galeno, Sindaco di Oronzo di Cadore. Buon lavoro Sindaco, a risentirci. Grazie a voi, grazie. Grazie. Dunque insomma queste 35 persone che erano state evacuate nella notte sono rientrate, salvo i proprietari delle seconde case che al momento insomma hanno trovato ospitalità presso amici e familiari. La situazione chiaramente continua ad essere monitorata proprio anche alla luce dei possibili temporali che potrebbero arrivare nelle prossime ore nelle zone montane. La cronaca ci porta nel Padovano con una tragedia che si è consumata ieri sera a Fontaniva, lungo le rive del Brenta, presso il parco Brenta Viva, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo senza vita di un 34enne di origini nigeriane. A dare l'allarme gli amici dell'uomo che, non vedendolo tornare dopo aver trascorso la giornata insieme, hanno visto il corpo sott'acqua dove la corrente del fiume crea un mulinello e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta la squadra del distaccamento dei pompieri di Cittadella che ha provveduto a recuperare il corpo e a consegnarlo al personale del SUEM 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il medico ha dovuto constatare purtroppo il decesso del 34enne. Sul posto per le indagini anche i carabinieri. Restiamo a Padova, sono i cosiddetti Maranza, quei giovani un po' bulli che hanno atteggiamenti aggressivi e spesso aggrediscono coetanei scelti a caso. È quanto accaduto a Padova ed è finita con 8 giovani denunciati dalla polizia. 6 ragazzini tra i 15 e i 17 anni e altri 2 appena maggiorenni sono stati denunciati dopo aver tentato di rapinare un coetaneo nei pressi di un centro commerciale in via Romana Aponense a Padova. La vittima ha raccontato che mentre si trovava in sella alla sua bicicletta è stato circondato da un gruppo di 8 giovani. Uno di loro avrebbe iniziato a fargli domande sulla collana d'oro che indossava, avvicinandosi sempre di più, e un altro avrebbe intentato di strappargli dal collo la collana. La vittima, approfittando di un momento favorevole, è riuscita a scappare di corsa verso una zona più illuminata, dove ha poi chiamato il 113. In pochi minuti sul posto sono arrivate 3 volanti della polizia che, sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima, hanno individuato e denunciato i giovani per tentata rapina in concorso. Una situazione che qui, specie nel fine settimana, con i negozi e gli uffici chiusi, si ripete spesso, come raccontano i residenti. Non so se tutti questi ragazzi facciano parte del quartiere, comunque da molto tempo a questa parte ci sono dei gruppi di ragazzini che padroneggiano ovunque, creano problemi, disturbano la quiete, spaccano un po' tutto quello che è d'intorno. Uno dei minorenni inoltre era stato già destinatario di numerose segnalazioni all'autorità giudiziaria, un altro è risultato essere già noto alle forze dell'ordine per rapina e resistenza pubblico ufficiale. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto nei confronti dei 2 la misura di prevenzione del DACUR, con divieto di avvicinarsi a quell'area per 3 anni. I residenti fanno il possibile,
con un controllo di vicinato. Quando qualcuno vede situazioni critiche, scrive agli altri cittadini e si avvisano le forze dell'ordine. Segnaliamo, diciamo, un po' tutti i casi che ci sono quando vediamo gruppetti, persone in auto sospette. Questo viene subito pubblicato e costantemente e sempre ci sono queste segnalazioni, e dopo bisogna avvisare le forze dell'ordine. Questo bisogna farlo senz'altro, come viene sempre fatto alla fin fine. L'omicidio dell'80enne Grazia Rizzardi a Verona, il figlio Andrea Recchia, 52 anni, è rinchiuso in carcere a Montorio con l'accusa di averla coltellata a morte. Non è escluso che il delitto sia legato alla malattia degenerativa dell'anziana vittima. Soltanto l'autopsia che la Procura della Repubblica di Verona con tutta probabilità disporrà in queste ore potrà chiarire con quanti fendenti abbia inferito sulla madre il 52enne Andrea Recchia, arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo ha utilizzato un coltello da cucina per colpire la madre, Grazia Rizzardi, 80 anni. L'arma è stata recuperata in casa e posta sotto sequestro. Stando alle informazioni fin qui emerse, l'anziana soffriva di Alzheimer ed era proprio il figlio a occuparsene. Laureato in architettura a Venezia nel 2004, pittore, anche tra i vicini di casa in via Boccioni a Borgo Venezia piazzava i suoi quadri, i suoi dipinti, in alcuni casi li aveva regalati. L'uomo ha ucciso la madre forse dopo una lite, sarebbero state infatti avvertite delle urla prima che il dramma si consumasse. Recchia ha quindi telefonato a un'amica a cui ha confessato quello che aveva appena fatto. La donna ha allertato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo per la pensionata non c'era più nulla da fare. In questura il 52enne ha fatto le prime ammissioni. Quanto al movente del delitto resta da accertare se possa essere collegato al progressivo aggravamento delle condizioni dell'anziana mamma. I due, hanno riferito i residenti della palazzina in cui abitavano, risultavano persone semplici e ben educate, riservate nel loro modo di vivere, unite tra loro, col figlio che accudiva alla madre, la accompagnava a fare la spesa. L'udienza di convalida dell'arresto potrebbe svolgersi già lunedì. Se deciderà di parlare davanti al giudice, il 52enne potrà ricostruire nei dettagli quello che è accaduto la notte precedente e la mattina stessa del delitto. È entrata in tribunale con una contestazione di tentato omicidio e ne è uscita con il reato derubricato in lesioni gravi e la concessione dei domiciliari con braccialetto elettronico. E questo l'esito dell'udienza di convalida dell'arresto della donna che mercoledì scorso ha coltellato l'ex fidanzato. Siamo a Udine. È molto provata da quello che è successo. Ovviamente lei non ha mai avuto non è mai stata coinvolta in fatti di questo tipo, quindi sta facendo una valutazione di quello che sta succedendo. È comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari Maria Rosa Persico per la convalida dell'arresto Sara Comand, accusata di aver accoltellato il suo ex fidanzato mercoledì sera nella casa di Driolassa, frazione di Tor Viscosa. Al termine dell'udienza, accogliendo la richiesta della difesa, il GIP ha disposto la misura cautelare della custodia ai domiciliari con braccialetto elettronico che trascorrerà nella casa del padre. Potrà lasciare il carcere quando sarà disponibile il dispositivo elettronico. Il GIP ha derubricato il reato alla tentato omicidio in lesioni gravi, non avendo ravvisato una volontà omicidiaria nell'azione della donna. Per l'imputazione definitiva non si esclude il ricorso da parte della Procura a consulenze medico-legali per stabilire se i colpi inferti potevano essere potenzialmente letali, a prescindere dalla prognosi di guarigione. Accompagnata in tribunale dagli agenti di polizia penitenziaria della sezione femminile del Coroneo di Trieste, l'indagata ha risposto alle domande del giudice, fornendo la sua versione dei fatti e le motivazioni che l'avrebbero spinta ad accoltellare l'ex fidanzato. Ha detto che si è difesa perché temeva per la propria incolumità, quindi che non aveva intenzione di ucciderlo ovviamente, e quindi la sua reazione è stata dettata dalla volontà di allontanare lui da sé praticamente. Nei corridoi del tribunale ha incrociato lo sguardo del padre, sussurrandogli un "ti voglio bene" prima di essere portata via dagli agenti. L'uomo, che ha subito i 3 fendenti, si trova ricoverato al Santa Maria della Misericordia nel reparto di chirurgia, non è in pericolo di vita. I fendenti sono 3, sì, 2 superficiali, uno un pochino di meno. È dichiarato che quello un pochino meno superficiale è stato conseguente a un avvicinamento da parte sua, pensava che fosse capitasse quel che era successo all'interno della casa. Nell'interrogatorio Sara Comand ha accennato a presunte minacce e violenze subite da parte dell'ex fidanzato. È stata minacciata più volte lei e quello con cui si stava frequentando anche.
Tuttavia non sembrerebbe intenzionata a sporgere denuncia per questi presunti episodi. La mia assistita vuole bene a Dulcidati, ha cercato, tutto sommato gli vuole bene, quindi non penso, se non ha mai voluto per i singoli episodi a dire l'autorità giudiziaria piuttosto che chiamare le forze dell'ordine, proprio perché in qualche modo gli vuole bene. Un anziano è morto ieri dopo essere scivolato nell'acqua di un canale nel Padovano a Bovolenta. Una caduta è forse dovuta ad un malore anche legato probabilmente alle alte temperature di quell'ora. Dramma all'alba a Bovolenta, in via Sant'Antonio Abate, dove un uomo di 69 anni, Lucio Carlotto, residente a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, ha perso la vita ed è stato ritrovato immerso nell'acqua del canale che corre a fianco della via attorno alle 7:30. L'anziano stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un malore, forse causato anche dal caldo. Ha appoggiato la bici al guardrail, ma poi è scivolato nel canale di scolo che si trova lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bovolenta e i sanitari del SUEM 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il corpo, come disposto dal magistrato di turno, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ipotesi più probabile, come detto, è quella del malore, anche se non si può escludere che l'anziano sia poi morto per annegamento. E adesso lasciamo per un attimo la cronaca, parliamo dell'economia, della difficile situazione che stiamo vivendo un po' tutti, le famiglie certamente, ma anche le imprese legate agli aumenti, ai rincari, legati alle tensioni internazionali, in particolar modo alla guerra nel Golfo e quindi in particolar modo al caro carburante, al diesel, alle stelle. Ieri la CGIA ha dato un quadro della situazione particolarmente allarmante per quanto riguarda le piccole realtà, pensiamo agli NCC, ai tassisti, ai padroncini, agli agenti di commercio che si trovano davvero a fare i conti con aumenti importanti che impattano poi su quelle che sono i conti a fine mese. Il 4 agosto dovrebbe esserci un ulteriore intervento del governo con misure diciamo più impattanti, staremo a vedere, ma intanto appunto chi lavora deve fare i conti con questi aumenti. E allora ne parliamo insieme a Paolo Marcon, che è il presidente del gruppo trasporti per Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buona domenica Marcone, grazie per essere con noi. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Allora, è vero che è agosto, è vero che molte aziende stanno chiudendo per la pausa estiva, ma chiaramente poi si dovrà riprendere e all'orizzonte non ci sono segnali così entusiasmanti. In questo momento qual è la vostra situazione? È una categoria che sta soffrendo particolarmente? Ma la nostra situazione l'abbiamo evidenziata ancora nel mese di marzo, proclamando uno sciopero a livello nazionale dei trasporti, che poi è stato revocato a seguito di un intervento del governo con delle promesse per un bonus fiscale che adesso si sta materializzando. Sto parlando di conto terzi sopra i 7,5 tonnellate, perciò mezzi pesanti. Chiaramente questo intervento non prevedeva nessun aiuto a quello che diceva la CGIA, con cui concordo, perciò tassisti, NCC e quant'altro. Però anche questo intervento che sembra importante di 320 milioni non è assolutamente sufficiente neanche per i mezzi pesanti, perché andrà a coprire probabilmente, se riusciranno, il 50% di quello che c'era stato tolto con la precedente agevolazione delle accise, che era stata prevista da molti anni fa per confrontarsi con il dumping che avevamo dai trasportatori dell'est, che avevano chiaramente le agevolazioni rispetto ai trasportatori italiani importanti. Perciò diciamo che con questi 320 milioni ci danno una mano sul pesante, ma siamo più o meno nella stessa situazione dei piccoli padroncini o dei tassisti e degli NCC. Perciò è una situazione molto difficile che le nostre aziende stanno soffrendo in maniera particolare. Che impatto ha sul lavoro quotidiano e che previsioni ci sono? Cioè, c'è qualcuno che sta rivedendo proprio la propria attività, sta rinunciando a qualcosa, perché poi chiaramente i conti devono quadrare a fine mese?
Ma allora, chiaramente tutti siamo stati un po' alla finestra, però ormai i tempi sono a dir poco maturi, nel senso che chi è stato imprenditore della sua azienda capisce che non può aspettare con questi costi che incidono circa sui mezzi pesanti per il 12-15% sulle tariffe, non può assolutamente aspettare ulteriormente dei tempi di intervento del governo. Secondo me è l'approccio sbagliato, non è più un'emergenza, ma dobbiamo trattarla come un problema vero. Il problema dell'energia ormai è un problema che cambia gli scenari mondiali, cambia gli equilibri, e perciò vediamo che dal momento della guerra in Ucraina in avanti, perciò parliamo già del 2022, sono usate come leva dai vari governi per spostare gli equilibri politici. Noi purtroppo le subiamo e sono costi che per chi vive del mondo viaggiando facendo chilometri tutti i giorni è il nostro costo primario, perciò io penso e spero che il governo lo affronti con un'altra soluzione, non con sempre interventi veloci, rapidi, che si aiutano, però sono interventi abbastanza velleitari. Bisogna pensare a una politica non solo nazionale, ma una politica economica estesa, perché questo problema non è solo italiano, ma è un problema che si ramifica in tutta Europa, perciò bisogna arrivare in qualche maniera a un gasolio professionale. Sì, la CGIA chiede un intervento a livello europeo perché quelle che sono le misure del singolo governo non riescono a risolvere una situazione così delicata. No, assolutamente, l'ho appena detto, il governo può dare dei segnali, perché chiaramente sono anche segnali politici, però ripeto, hanno stanziato 320 milioni che non sono pochi e non sembrano pochi, ma per noi sono briciole perché il consumo di carburante ha dei valori importanti. Leggevo i valori che ha messo nello studio del CGIA: quando parliamo di 100 euro in più su un serbatoio parliamo di mezzi piccoli, ma se pensiamo su serbatoi da 1000 litri come abbiamo noi sui camion, i valori vanno molto più alti, perciò capiamo che 320 milioni sono, non dico briciole, però sono poca cosa e non è la via giusta, sono interventi momentanei, giusto per tamponare, però quello che può salvare le nostre aziende è sicuramente un adeguamento delle tariffe, però questo va a incidere sicuramente sull'inflazione, va a incidere sul consumatore finale e noi questo non lo vogliamo, però come imprenditori non possiamo fare altro in questo momento per salvare le nostre aziende che hanno già degli utili risicati con punti percentuali veramente vicino al 2-3%, insomma. Ecco, e questi rincari che conseguenze hanno proprio alla fine per voi imprenditori? Cioè, la domanda che le facevo prima, si taglia, dove si taglia? Cioè, c'è il rischio che si debba tagliare anche sul fronte del personale, almeno momentaneamente, per tamponare? Allora, per fortuna richiesta di lavoro ce n'è tanta, perciò i clienti vanno serviti, perché le nostre aziende dopo anni di storicità non possono permettersi di abbandonare i clienti perché non riusciamo a rimanere nei costi. Tagliare il personale è un altro tema che non possiamo permetterci perché il personale qualificato e capace ne troviamo sempre meno, perciò lungi da noi l'idea di tagliare da eventuali retribuzioni o da trattamenti al nostro personale. L'unica cosa che dico ai miei colleghi, che dico alle nostre federazioni amiche, è che per il momento dobbiamo studiare bene qual è il nostro costo e mantenere le nostre aziende a un livello redditizio che ci consente di sopravvivere. Questo inevitabilmente aumenterà le tariffe, perché io prima le parlavo di un 2-3% di utile, ma se abbiamo le tariffe che i costi che ci aumentano nel 12-13 è inevitabile che dovremo alzarli a quel livello. Capiamo che è un problema di inflazione, capiamo che già l'economia funziona male, ma non possiamo permetterci di fermare i nostri camion, le nostre macchine, le nostre motrici, perché questo vorrebbe dire fermare il PIL e credo che sarebbe la cosa peggiore per lo Stato italiano e per l'Europa in generale. Quindi l'unica soluzione in questo momento è quello di aumentare il prezzo finale che arriva al consumatore, mi sembra di capire. Purtroppo sì, lo dico a malincuore perché non è facile neanche per noi trattare con i nostri committenti, non è facile neanche trattare perché questi continui alzarsi e abbassarsi i prezzi del gasolio non ci consente di avere un prezzo neanche sempre attuale, perciò alle volte rischiamo di fare degli aumenti e magari anche fuori luogo.
Perciò, per quanto mi riguarda, ho sempre suggerito anche un adeguamento gasolio, però è un conteggio un po' difficile da attuare nella fatturazione. Però non abbiamo purtroppo altre soluzioni di merito, nel senso che l'abbiamo già detto qualche minuto fa, l'aiuto del governo sì, aiuta, ma uno non è sufficiente, due è tardivo come inevitabilmente è, perché i tempi tecnici e politici sono molto più lunghi delle variazioni del prezzo del carburante. Perciò la soluzione adesso è questa, ripeto, speriamo ci sia una concertazione a livello degli stati europei dove perlomeno si crea un valore stabile, dove noi possiamo creare delle tariffe stabili, dove l'economia può programmare anche i propri investimenti. Questa è la soluzione che mi viene in mente, ma non credo ce ne siano tante altre onestamente al momento. E l'ultima domanda, chiaramente da sfera di cristallo, ma se questi interventi a livello europeo dovessero o non arrivare o comunque tardare, se le misure del governo italiano non dovessero essere sufficienti, che scenari futuri dobbiamo aspettarci per quanto vi riguarda, Presidente? Credo che non passerà tanto tempo dove molte nostre aziende si vedranno in difficoltà perché non vedranno i ristori delle accise, come dicevo prima, che sono venute a mancare con il precedente taglio delle accise, perciò avremo delle aziende che sicuramente andranno in difficoltà finanziaria e spero non tale da vedere delle chiusure, da vedere delle problematiche di fallimenti. Però essendo il nostro primo costo, la prima nostra voce di costo, è inevitabile che vedremo un innalzamento del costo delle tariffe molto importante, perché quando parliamo di aumenti a doppia cifra è molto importante. Non credo vedremo un fermarsi, spero almeno personalmente un fermarsi dell'economia perché il costo del trasporto è troppo alto, questo non lo credo. Però siccome sono fermamente convinto che è frutto di speculazione, bisogna gestire questa speculazione in modo che i prezzi tornino a calmierarsi e le tariffe non incidano in maniera pesante sull'economia e sul prodotto finale. Questo è una cosa però da prendere per mano, era da prendere per mano secondo me qualche mese fa, invece di pensare sempre a queste accise mobili che danno una mano a spizzichi e bocconi, ma non sono assolutamente la soluzione del problema. Assolutamente sì, staremo a vedere, solo il tempo potrà dare risposte in questo momento ai tanti interrogativi aperti e in attesa appunto di interventi strutturali e ben più impattanti. Grazie davvero a Paolo Marcon, Presidente del Gruppo Trasporti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie Presidente, ancora buona domenica, riaggiornarci presto. Grazie a lei Francesca, buona giornata a tutti. Grazie davvero Presidente, noi ci fermiamo invece per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, l'attentato simulato a Enego dal cronista Adriano Cappellari. Nei prossimi giorni ci sarà l'interrogatorio. Avremo modo di chiedere un interrogatorio alla Procura per chiarire la posizione di Adriano Cappellari, questo evidentemente in una logica collaborativa. Credo che ci sia spazio per collaborare e per poter definire quanto prima questa vicenda. L'avvocato Roberto Rigoni Stern fa comprendere quale sarà la strategia processuale, inevitabile, vista la quantità di indizi raccolti dai carabinieri di Bassano e dal PM Alessia Grenna nei confronti del giovane cronista Adriano Cappellari, da giorni al centro della clamorosa inchiesta che ha coinvolto come vittime la premier Giorgia Meloni e il prete anticamorra Maurizio Patriciello. Nei prossimi giorni il ragazzo sarà interrogato e quindi la difesa quasi sicuramente avanzerà richiesta di patteggiamento per le gravi ipotesi di incendio, calunnia, simulazione di reato continuata, procurato all'arme e truffa ai danni dello Stato. Cappellari beneficerà della riduzione di 1/3 della pena e quindi sarà messo alla prova, magari proprio Caivano da Don Maurizio. È un giovane che ha bisogno di essere aiutato, io gli vorrei solamente dire: Adriano, sono prete anche per te, se hai bisogno di me io ci sono, paga il tuo debito con la giustizia e poi rimettiti in cammino e non lasciarti andare.
Furti non si fermano nella Marca trevigiana, faccia a faccia con i ladri, salta dalla finestra, cerca di inseguirli ma si ferisce e i malviventi scappano nel buio. È accaduto a Quinto di Treviso. Lei si è trovato davanti e ha gridato subito: Ezio, prendi la pistola, sparagli, attenti che sono i ladri. Allora il ladro si è subito messo in fuga, ho visto che è arrivato la macchina e io... Cosa faccio a questo punto? Vedo se riesco a trovare il numero di targa della macchina, no? Va bene, salto fuori dalla finestra, mi cado anch'io e mi faccio male il tallone. Ha cercato di inseguirli saltando la finestra dopo che la moglie si è trovata il malvivente faccia a faccia. Sono circa le 22:30 in via San Vitale a Quinto di Treviso. I ladri arrivano a bordo di un'auto che parcheggiano nel campo di pioppi accanto alla casa con il muso rivolto verso la strada pronta a ripartire. I coniugi Marangon si stavano preparando per andare a letto. E a un certo punto ho sentito il rumore come di ferri, di attrezzi, di levarini, di cacciaviti, roba metallica, un frastuono metallico. Ho detto no, questi qua sono ladri. Ho detto. Allora mia moglie fa: vai, prendi il telefono, chiama i carabinieri. È lì che Ezio si precipita nella stanza dove aveva lasciato il telefono, giusto il tempo di prenderlo, e la moglie urla dopo essersi trovata davanti uno dei ladri. L'abbigliamento, guanti neri, cappellino col frontino blu e le scritte bianche, le telecamere di videosorveglianza della casa hanno ripreso l'intera scena. E mia moglie si è accorta delle luci perché siccome dormivamo con le finestre e con i balconi aperti e finché andavamo a letto dopo li chiudiamo, ha visto il fascio di luce dei fanali. Però si è allarmata perché di solito senti, siccome c'è la strada qui davanti alla casa, senti le macchine passare. Si è allarmata perché non ho più sentito il rumore della macchina, mi ha detto: ma dove è andata la macchina? Se non i fanali la macchina non c'è. Allora si è sporta fuori a vedere, ma davanti alla casa non c'erano. È andata dietro a vedere il balcone del bagno e ha visto che c'era la macchina che andava dentro in mezzo ai pioppi. Allora mi ha chiamato subito per vedere, sono andato fuori anch'io, ho visto la macchina che mai aveva già spento i fanali. Però si sentivano dei ragazzi che scendevano dalle portiere perché si accendevano le luci dentro. Pochi attimi quelli che hanno separato l'arrivo dell'auto dal tentativo di entrare nella casa a Quinto. Per la famiglia in 20 anni è la quarta volta che i ladri fanno visita. Siamo abituati, però adesso non è più un bel vivere perché mia moglie è armata, c'è sempre la scena davanti del personaggio col berrettino là. E si vive male, capito? Adesso ci spranghiamo dentro la sera. Non ti muovi più perché possono passare di giorno, di notte, di sera, tutti gli orari sono buoni, capito? Vi do un aggiornamento per quanto riguarda la frana d'Auronzo di Cadore. In apertura abbiamo sentito la situazione al momento monitorata e sotto controllo, con le parole del sindaco di Auronzo di Cadore, sindaco che ha firmato proprio questa mattina un'ordinanza che prevede l'immediato divieto di utilizzo per scopi alimentari se non previa bollitura dell'acqua erogata in località Ligonto e zone limitrofe al comune di Auronzo di Cadore. Questo proprio a causa del temporali che ci sono stati, della successiva frana, con le numerose segnalazioni da parte dei residenti che denunciano acqua scura, acqua di color marrone uscire dai rubinetti, e da qui si è resa necessaria appunto l'ordinanza del sindaco. E tensione altissima a Mestre Marghera dopo il nuovo rogo in 24 ore al Molo A di Fusina, rogo scoppiato venerdì sera, e esplode la rabbia dei cittadini per il silenzio delle sirene, mentre l'ARPAV ha fatto rientrare l'allarme ambientale. ARPAV ha comunicato sostanzialmente che non risultano valori particolari o particolarmente fuori dai range, e quindi per fortuna l'incendio ha riguardato semplicemente quel perimetro e nulla che ha a che fare con altri tipi di rischio, quello chimico, quello industriale. Le attività di monitoraggio ambientale da parte dei tecnici ARPAV dopo il secondo incendio a distanza di 24 ore dal primo, sempre al terminal di Fusina in via dei Sali al Molo A della Multiservice, al fine di valutare se la concentrazione dei fumi fosse carica di particolato pesante e ossidi metallici, dopo l'alta e densa nube nera visibile da diversi chilometri di distanza prodotta dal rogo di cumuli di rifiuti e rottami ferrosi ed elettrici.
e stanno verificando adesso le motivazioni per cui c'è stato questo innesco, verosimilmente l'alta temperatura, qualche materiale, insomma forse una scintilla durante la movimentazione, non spetta a me dirlo e sarà poi ovviamente chi dovrà accertare le motivazioni. La raccomandazione precauzionale ai cittadini di Protezione Civile Comune di chiudere le finestre diramate inizialmente in serata alle 20:45 attraverso i canali social e il sito internet del Comune, in accordo con Vigili del Fuoco e Prefettura, è cessata definitivamente nella mattinata verso le 9:45. Complessivamente hanno operato 20 unità dei Vigili del Fuoco provenienti da Mestre e Cavarzere, supportate da motobarche, rimorchiatori, l'elicottero del 115, l'autorità portuale e la polizia di frontiera. Situazione ora sotto controllo, sebbene con le ultime attività di bonifica ancora in corso. Abbiamo chiamato il nostro reparto droni che effettuerà attraverso dei sorvoli del materiale, visto che l'estensione comunque è ampia, ha dotato di una termocamera che è in grado di leggere le temperature localizzate nei vari cumuli e quindi ci potrà permettere di identificare qualora vi siano riscaldamenti localizzati e andare a separare il materiale e andarlo a raffreddare. A spegnere le polemiche sul mancato utilizzo delle sirene il capo della Protezione Civile, chiarendo che il sistema di allertamento acustico non è scattato poiché lo scenario non rientrava nei protocolli vigenti per il rischio chimico industriale classico delle industrie. Il sistema non sarebbe comunque entrato in funzione perché il suo utilizzo è previsto esclusivamente in caso di incidente industriale che coinvolga un'azienda Seveso, ovvero quelle aziende che detengono molto importanti quantitativi di sostanze pericolose, e non è assolutamente il caso che si è verificato questa notte. Il sindaco Venturini è al lavoro per valutare un potenziamento dei canali informativi alla cittadinanza per coprire tempestivamente anche emergenze logistiche o portuali di questo tipo. Parliamo di truffe che trovano strada facile anche soprattutto forse nel periodo estivo, anche se come i furti non conoscono più stagionalità. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'iniziativa del Comune di Treviso insieme a tanti altri soggetti coinvolti, tra cui naturalmente le forze dell'ordine, proprio contro le truffe, con incontri che verranno organizzati per così dare alcune informazioni molto semplici ma molto importanti per non cadere nei raggiri, e con degli spot che andranno in onda anche sulla nostra emittente. Mentre chiacchieriamo, Francesco Ceron e Antonio Pol in regia ce li mostreranno proprio per aiutare quelle che possono essere le papabili vittime a non cadere nella rete dei truffatori. C'è poi chi interviene successivamente per dare un supporto alle vittime delle truffe, e in questa rete un ruolo importante lo gioca il CEIS di Treviso. Buongiorno a Franco Barzan, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Allora, innanzitutto le chiedo l'importanza di queste iniziative come quella appunto messa in campo dal Comune di Treviso. Io ho parlato di poche regole, ma che possono essere fondamentali, perché tante volte i raggiri sono talmente ben architettati che è facile per chiunque, senza distinzione di età, cadere in tranello. La prevenzione è fondamentale, come lei prima giustamente diceva. Noi, il servizio che oggi sono qui a rappresentare per conto di un gruppo di membri del terzo settore, arriviamo quando il reato è già stato subito, l'illecito è già stato compiuto, e quindi andiamo a sostenere e aiutare le persone che l'illecito lo hanno subito, di qualsiasi genere di tipo. Oggi parliamo principalmente di truffe e purtroppo, come spesso accade, parliamo di truffe a danni di persone che hanno una certa età, quindi i cosiddetti anziani. Però in generale il servizio che oggi rappresento, ossia il centro di supporto e accoglienza per le vittime di reato, accoglie qualsiasi tipo di vittima, ossia qualsiasi persona che possa aver subito le conseguenze di un illecito di qualsiasi tipo. Cosa non secondaria, non è obbligatoria la denuncia, la presenza di una denuncia presso le autorità competenti. Quindi accogliamo persone anche non denuncianti e soprattutto anche i familiari, perché poi nel corso del tempo e tutte le persone che, insomma, incontrando
veramente molte famiglie ci rendiamo conto che un reato subito non è mai una vicenda che colpisce solo la singola persona, la singola vittima, ma va a toccare molto spesso anche il nucleo familiare, i conoscenti, i colleghi, tutte le persone che circondano la vittima. Poi capiremo quali sono le ripercussioni di una truffa, non solo dal punto di vista economico, ma spesse volte anche psicologico. Faccio un passo indietro, lei parlava giustamente soprattutto di anziani, ma me lo raccontava, negli ultimi giorni avete proprio ricevuto delle richieste di aiuto da persone che così anziane non lo sono. Assolutamente. Le truffe, le tipologie di truffe sono varie. L'abbiamo scoperto grazie all'importantissimo lavoro di rete con le forze dell'ordine, con i carabinieri in primis, con cui in passato abbiamo avuto diverse occasioni di collaborazione e di organizzazione di incontri appunto mirati a prevenire questo tipo di avvenimenti. Hanno molte forme queste truffe, possono celarsi dietro una telefonata fasulla, possono celarsi dietro un annuncio che magari arriva tramite posta elettronica, possono celarsi attraverso dei messaggi e molto spesso tendono a colpire le persone in un momento di fragilità per le quali le persone si sentono estremamente in colpa, quindi provano un forte senso di colpa e quindi cercano di reagire in qualche modo, spesso magari nascondendolo ai familiari e quindi innescando delle dinamiche familiari veramente importanti e anche difficili poi da riuscire a contenere e risolvere. Posso chiederle se è un fenomeno che vedete in aumento, visto il vostro osservatorio così privilegiato, e anche qualche dato di quanti utenti, di quante persone, di quante vittime avete assistite con i vostri uffici? Certo. Allora, il Centro per l'assistenza alle vittime è stato presentato circa 2 anni fa all'interno di una conferenza stampa grazie alla collaborazione del Comune e con la partecipazione appunto di tutti gli enti del terzo settore coinvolti, che sono, ci tengo a ricordarli tutti, Cooperativa CEIS di cui faccio parte, Cooperativa Chiricu, Una Casa per l'Uomo, la S e Associazione La Voce. Poi nel tempo si è unito a questo importante gruppo di lavoro anche il Comune di Montebelluna, che ci ha donato un'altra sede per poter coprire capillarmente tutto il territorio provinciale. Da quel momento, da quella presentazione, le persone che sono state prese in carico sono 49. L'età è abbastanza eterogenea. Al momento però possiamo dire con una certa tranquillità che 2/3 delle persone prese in carico hanno più di 40 anni. Questo non lascia assolutamente da parte i giovani o i giovanissimi, i quali navigando molto più spesso all'interno del web ovviamente vengono attratti all'interno di truffe che sono sempre ben congegnate, per cui riescono ad attrarre anche le persone apparentemente più esperte con la tecnologia, la navigazione e tutto il resto. Questo per quanto riguarda le truffe. Poi comunque seguiamo anche persone che incorrono in altri tipi di reati, come possono essere le aggressioni, le violenze di qualsiasi genere e tipo, fisiche, psicologiche, non c'è alcuna differenza da un certo punto di vista. Per cui insomma, la realtà che ci si presenta dinanzi è estremamente eterogenea ed è anche il motivo per cui questo tipo di servizio è stato progettato, è stato costruito grazie alla collaborazione con Regione Veneto e poi anche finanziato grazie a Cassa delle Ammende e Ministero della Giustizia, ed è il motivo per cui insomma, ci teniamo anche a ricordare e a citare tutti gli attori presenti in questa rete proprio per l'importanza del lavoro di rete, e anche per citare il fatto che è un servizio assolutamente gratuito dove viene garantita sempre la riservatezza e l'anonimato proprio per il rispetto della persona che subisce l'illecito e che già in quel momento sta vivendo un momento di estrema fragilità e che ha bisogno quindi di tutela e di assistenza. Parlava prima del coinvolgimento di tutta la famiglia, di tutte le persone spesse volte che stanno intorno alla vittima che se anziana spesse volte ha un contraccolpo psicologico molto forte, e spesse volte c'è anche la vergogna di raccontare al figlio, al nipote di essere caduti nella trappola dei truffatori, raccontandolo magari più tardi. Quali sono proprio i risvolti psicologici di questi raggiri?
i risvolti psicologici principali sono il senso di colpa, perché molto spesso le persone di una certa età ce l'hanno raccontato, sono cresciute, hanno vissuto con l'obiettivo anche di garantire, di aiutare i familiari a poter garantire un futuro, e quindi molto spesso ci hanno detto la difficoltà di comunicare ai figli che magari quella che poteva essere un'eredità, comunque una somma di denaro a loro destinata, insomma comunicare che questa somma non è più esistente genera ulteriore senso di vergogna. Nasce anche il senso di vergogna e il senso di colpa perché pensano di essere anziani e inutili. E quindi molto spesso dicono accipicchia, sono proprio, non mi funziona bene il cervello, quindi forse sono io il problema. E uno degli obiettivi è ovviamente anche quello di rassicurare le persone che incontriamo circa il fatto che sono situazioni, sono fragilità che possono essere vissute da chiunque e che ovviamente poi vanno prese in carico, vanno accolte, vanno rielaborate per poter permettere alla persona di vivere con un maggior benessere, fermo restando il trauma. Assolutamente sì. Ecco, il vostro intervento come si concretizza e per quanto tempo la vittima, in questo caso delle truffe, viene seguita, viene affiancata nel superare questo shock, perché alla fine è uno shock? Allora, l'intervento parte sempre con una telefonata. Nell'anonimato. Nell'anonimato. Il volantino che che vedo essere proiettato cita appunto il numero di telefono e delle fasce orarie all'interno delle quali è attiva una segreteria telefonica. Al di fuori di quelle fasce orarie è comunque presente una segreteria telefonica dove si può lasciare un messaggio, un indirizzo di posta elettronica al quale si può scrivere. Se non avviene un'immediata risposta si viene ricontattati. Questo contatto permette a noi di ricevere alcune indicazioni generali e non troppo dettagliate da parte della vittima del reato per poterla poi incontrare in un incontro di accoglienza presso una delle nostre sedi sparse nel territorio della provincia di Treviso per conoscere la persona, per accoglierla e per conoscere i dettagli della situazione traumatica che l'ha condotta a noi. Dove si trovano queste locandine? Perché poi penso sia anche importante entrare a conoscenza della presenza dei servizi. Sono state appese a tutte le stazioni dei carabinieri della provincia di Treviso. Cito ancora la collaborazione con l'Arma e con il comandante provinciale Massimo Ribaudo, proprio perché è il lavoro di rete che ci permette di distribuirci in maniera capillare all'interno del territorio, perché non è mai una partita che si gioca in maniera autonoma, ma è una sfida, mi viene quasi da dire, che va giocata in squadra. Quindi un grande ringraziamento ancora all'Arma dei Carabinieri e a tutti i servizi coinvolti. Dopo il primo colloquio di accoglienza vengono anche raccolti i desideri della persona. Ci teniamo a precisare che ogni persona è diversa, quindi i bisogni di ciascuna vittima sono diversificati e ovviamente variano in base al tipo di trauma che hanno subito. Le persone possono chiedere sostegno psicologico ed emotivo, ovvero possono essere accompagnate ad un ciclo di incontri individuali con la nostra psicoterapeuta proprio per rielaborare quanto accaduto, quanto vissuto e per permettere il superamento del trauma. Di solito parliamo di al massimo 10-12 incontri. Allo stesso modo le vittime possono essere indirizzate ai nostri avvocati che gratuitamente danno un'informativa sui diritti. Questa non è una presa in carico, non è l'avvocato gratis come tanti ci hanno chiesto. Certo, no, cioè, giusto sottolinearlo. Lo sottolineiamo, tanto che qualora una persona avesse già un legale di fiducia, noi anche per motivi legati al rispetto delle regole deontologiche ed etiche dei professionisti coinvolti, noi non accogliamo le persone che sono già seguite da altri legali. Quindi l'informativa sui diritti permette alla vittima di comprendere da un punto di vista legale la propria situazione e ci permette di indirizzarla presso alcuni movimenti da un punto di vista legale che la possono sostenere nell'affrontare la delicata situazione che sta vivendo. Può esserci un accompagnamento presso i servizi del territorio, perché molto spesso le persone, soprattutto chi
è in un momento di fragilità, perché ovviamente il trauma vissuto porta a vivere questo, vengono accompagnate a servizi che magari nemmeno conoscono o che conoscono ma ignorano in questo momento di difficoltà personale. Servizi dei più disparati, da quelli più specifici come ci possono essere i centri antiviolenza, il servizio antitratta, i servizi sociosanitari di ogni genere e tipo, fino a qualsiasi altro tipo di servizio possa essere loro dedicato per il superamento del trauma. E questa varietà di servizi ovviamente è tale in virtù della eterogeneità delle reazioni che una persona può vivere in un momento di difficoltà come questo. Inoltre, grazie anche all'apertura da poco dei centri di giustizia riparativa, la persona può essere anche indirizzata presso la mediazione. Non è una scelta che può essere valida per tutte le vittime di reato, perché non tutte magari se la sentono in questo momento di poter essere chiamate a una mediazione con chi magari il reato lo ha commesso. Per cui è un'opportunità che noi comunichiamo a tutti gli afferenti al nostro servizio, ma che poi non tutti colgono. Quindi anche la scelta dei servizi dedicati alle vittime è estremamente soggettiva e ovviamente non vede la presenza di nessuna forma di coercizione o di obbligo da parte degli operatori che prendono in carico la persona. Le chiedo se c'è qualche storia, chiaramente anche per quanto ci riguarda mantenendo l'anonimato, che vi è rimasta particolarmente impressa, che ricordate, vuoi per come è avvenuto il raggiro, vuoi per la vittima in sé, una storia, qualcosa? Ce ne sono diverse, perché dietro questo 49 le storie sono veramente molte e sono numeri, complesse. Ma ci sono volti, ci sono storie, persone. Assolutamente. A volte parlare anche di numeri, di dati, di percentuali per noi è abbastanza complesso, perché comunque ci rendiamo conto che parliamo di un fenomeno veramente complicato e che genera nelle persone delle fragilità e delle difficoltà a livello personale, economico, sociale, lavorativo, affettivo, veramente delle difficoltà importanti. Citarne uno in particolare credo sarebbe abbastanza difficoltoso. Personalmente quello che mi ha sempre colpito è stata proprio la tematica delle truffe ai danni degli anziani. Abbiamo assistito delle persone che appunto agendo in buona fede e comportandosi senza temere il reato dall'altra parte, si sono aperte, si sono fidate di perfetti sconosciuti che poi nell'immediato futuro si sono rivelati dei rei, quindi delle persone che hanno truffato, che hanno generato dei danni a volte veramente notevoli in questi signori. Quindi forse quello che colpisce è anche l'età, una forma di il fatto che siano indifesi per certi versi, quindi veramente accogliere persone che hanno visto in un attimo svanire i guadagni di una vita o quello che avevano risparmiato pensando di garantire benessere e agio ai propri familiari, personalmente è stata una cosa che ha toccato parecchio. Non che le altre vittime non godano di particolare attenzione, ci tengo a precisarlo. Parliamo comunque di persone che trovano anche il coraggio di manifestarsi in quanto vittime, che non è sempre una cosa così scontata, perché anche per una vittima il fatto di sentirsi riconosciuta come tale è un passaggio veramente fondamentale. A volte purtroppo ci può anche essere la tendenza a vivere un po' questa condizione nell'ombra e quindi con tutte le conseguenze da un punto di vista personale, emotivo e psicologico che questo poi porta a generare all'interno delle persone stesse. Per cui veramente l'eterogeneità delle persone, del tipo di situazioni che abbiamo incontrato in questi mesi ci porta veramente a considerare quanto possa essere un fenomeno ampio che può toccare fino ad ora principalmente donne, anche per avere dei dati da un punto di vista del genere, ma siamo su un 56%, quindi grosso modo siamo abbastanza lì. Tendenzialmente le persone di
una certa età, quindi come dicevo prima 2/3 hanno più di 40 anni, però noi pensiamo sempre anche tutti ai dati del cosiddetto sommerso, perché sicuramente ci sono delle persone che noi non incontriamo, ma che comunque subiscono degli illeciti e tutte le conseguenze negative di cui prima parlavamo. Grazie davvero, perché è importante che si conoscano questi servizi e che si utilizzino proprio per affrontare quello che è un trauma, uno shock che si subisce, perché purtroppo chiunque di noi può esserne vittima, non bisogna averne vergogna, bisogna raccontarlo, bisogna denunciarlo, perché anche questo aiuta il lavoro delle forze dell'ordine e bisogna farsi aiutare. Quindi grazie davvero per quello che fate, grazie a Franco Barzan, CEIS Treviso, continua il lavoro della task force e continuano anche gli spot che avete visto mentre stavamo chiacchierando in sovrimpressione, che andranno in onda sulla nostra emittente. Grazie. Di nuovo, buona domenica a lei, noi ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. Ritorniamo in diretta ancora con la cronaca. A Venezia ancora un'aggressione ieri al personale ACTV, un marinaio è stato spinto fuori dal vaporetto ed è finito nel canale della Giudecca mentre tentava di sedare una rissa tra due passeggeri. Un marinaio della CTV è stato aggredito e spinto in acqua mentre tentava di sedare una lite tra passeggeri. L'atterco è scoppiato a bordo di un vaporetto in servizio da San Zaccaria al Tronchetto attorno all'1 di notte. Caduto in acqua nel canale della Giudecca, il marinaio è stato aiutato a risalire a riva da alcuni passeggeri appena scesi dal vaporetto alle Zitelle. L'aggressore è stato identificato sul posto e denunciato, mentre il dipendente ACTV riceveva le cure dal pronto soccorso. Un fatto che porta nuovamente alla ribalta le aggressioni al personale del trasporto pubblico veneziano. Il gruppo AVM ha condannato con fermezza la violenza, annunciando che si costituirà parte civile e chiedendo che l'episodio sia perseguito con la massima severità. L'assessore comunale alle società partecipate Michele Zuin ha definito l'aggressione un episodio grave e inaccettabile che richiede una risposta ferma. Per Marino De Terlizzi, segretario generale aggiunto della FIT CISL del Veneto, si è oltrepassata la misura. Poteva finire male, molto male. Si pensi ad esempio se avesse battuto la testa durante la caduta sulla chiglia del vaporetto o se fosse stato toccato dalle eliche del vaporetto stesso, o non fosse stato in grado di raggiungere la riva. Per non parlare se il fatto fosse accaduto durante l'inverno quando l'acqua è gelida. All'azienda chiediamo l'ultimazione dell'installazione delle telecamere di bordo sui vaporetti e la predisposizione di squadre di controllo anche miste con guardia giurata. Recentemente un emendamento al decreto legge sicurezza presentato dal senatore Raffaele Speranzoni in collaborazione con la consigliera regionale Laura Besio ha inasprito le pene per chi aggredisce il personale o danneggia i mezzi del trasporto pubblico. Eppure il fenomeno resta preoccupante. Episodi vergognosi, episodi che non dovrebbero accadere, che segnano dove sta andando questa società, verso una deriva sempre più lontana. Auspichiamo la certezza della pena che venga usata come deterrente, perché chi lavora deve tornare a casa sano e salvo. Una tragedia si è consumata questa mattina nel Vicentino a Trinceroni di Campolongo. Un uomo che era in passeggiata con il suo cavallo è caduto in un dirupo. Sia l'uomo che l'animale sono morti, sono ancora in corso da parte del soccorso alpino e dei sanitari del SUEM intervenuti con l'elicottero. Sono appunto ancora in corso le operazioni di recupero del corpo, un intervento reso particolarmente difficile visto il luogo impervio dove c'è una fitta boscaglia e anche per il pericolo di caduta di massi. Balneazione vietata sul Piave, provocazioni via social dopo l'introduzione dell'ordinanza da parte dei sindaci di Susegana e Moriago, fronte dei sindaci spaccato sull'utilità delle multe.
I divieti di balneazione sono segnalati e già noti, ma c'è ancora chi continua a sfidarli e a sfidare le acque del Piave. In questi giorni di ondata di calore intensa, le persone si precipitano a cercare qualche momento di refrigerio sulle rive del fiume. Dopo la notizia dell'ordinanza comunale del sindaco di Susegana Montesel, seguito dal collega di Moriago Rizzetto, che di fatto rende multabili le persone che fanno il bagno nel Piave con sanzioni fino a 500 euro, hanno cominciato a circolare sui social video dai toni provocatori. Che bella! La balneazione è vietata già da norme nazionali e regionali, ma sono i comuni che attraverso le ordinanze specifiche e urgenti possono rendere esplicito il divieto, rendendo applicabili così sanzioni amministrative, ma non tutti i sindaci dei comuni rivieraschi sono favorevoli. Con l'ordinanza puoi sanzionare, ma siccome a me di sanzionare non interessa assolutamente nulla, non la faccio. I divieti ci sono e questo lo vorrei chiarire perché ho letto un sacco di commenti, al di là di quelli irrisori, provocatori che meriterebbero invece altri approfondimenti, ma dovete sapere, cari concittadini, perché siamo persone, anche noi sindaci, che noi dobbiamo ottemperare a quello che ci viene detto. Siamo o non siamo d'accordo, questo è un altro paio di maniche. Ma rimane che da pubblici ufficiali noi dobbiamo far rispettare le regole. Quindi siamo i cattivi noi per questo, va bene, però sappiate come funzionano le cose. Per il sindaco di Breda di Piave, l'ordinanza che rende possibile erogare multe ai trasgressori comporterebbe un dispendio di personale che ad oggi non c'è. Il personale è quel che è ed è scarso e lo è per l'attività quotidiana. Questo significherebbe intensificare i turni oppure toglierle dal quotidiano per fare questo tipo di attività. Insomma, io penso che la cosa più importante sia garantire il quotidiano. Certo, anche lo facessimo effettivamente possiamo presidiare alcune zone, ma tante altre non lo sarebbero e torniamo al problema di prima, servirebbe l'esercito. Prendendo spunto dai paesi europei, la soluzione potrebbe essere far diventare balneabili alcune zone del Piave. Facciamo in modo che ci siano dei presidi, gestiamole con l'aiuto dei privati e, attenzione, non a pagamento, lo voglio sottolineare perché sono stato passato come quello che vuole privatizzare, non se ne parla proprio di privatizzare, ma se ci facciamo aiutare con accordi con i privati, libero accesso sempre, però facciamo reale prevenzione, facciamo informazione e riusciamo magari ad evitare. E adesso parliamo di turismo, ma non solo, questo è il periodo migliore per godere la bellezza dei tanti parchi di divertimento che sono in Veneto e che sempre di più diventano proprio un veicolo di attrattività per i turisti che vengono qui per le bellezze naturali, per la cultura, per l'enogastronomia, ma anche per divertirsi proprio grazie all'offerta dei parchi di divertimento. Parliamo di questo insieme a Luciano Pareschi, presidente Assoparchi, ma anche nel nuovo ruolo di membro del consiglio direttivo di Federturismo Confindustria. Complimenti e buongiorno. Grazie, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. È un incarico importante anche perché è la prima volta che un esponente di Assoparchi entra a far parte proprio di Federturismo Confindustria. Come va letto questa novità, Presidente? Allora, dobbiamo fare un passettino indietro, fino a 3 o 4 anni fa. Il mondo dei parchi, l'associazione che era Parchi Permanenti Italiani, esatto, era legata solamente al Ministero della Cultura e dello Spettacolo. A dir la verità, noi eravamo una sottoassociazione dell'ANESU, allorché abbiamo deciso di mettere in liquidazione la vecchia associazione. Adesso a livello di AGIS, che è Associazione Generale Italiana Spettacolo, che rappresenta i cinema, i teatri, e rappresenta tutte le realtà, i concerti, tutte le realtà che riguardano il mondo dello spettacolo, noi ci siamo posizionati al medesimo livello. Diciamo che in termini calcistici eravamo in quarta serie e siamo finiti in Serie A. Bene, quindi siamo al medesimo livello dei cinema, dei teatri, dei concerti, di tutte queste realtà, e questa è stata una grande soddisfazione. Ma il passo importantissimo che abbiamo fatto è stato quello nell'entrare nel Ministero del Turismo. È stato avallato allora anche da Marina Lalli, che era presidente di Federturismo Confindustria, e dal ministro Santanchè, che ha partecipato a Gardala a un meeting che noi abbiamo fatto, dove abbiamo
finalmente ci siamo sdoganati e siamo entrati a tutti gli effetti dentro il Ministero del Turismo. Cosa significa questo? Significa che i parchi a tutti gli effetti sono diventati attrattori turistici, e questo è fondamentale perché, come ha ben detto nell'ultima assemblea che io ho partecipato in Federturismo, il ministro Mazzi, il turismo rappresenta il 25% del PIL italiano, quindi era un ministero che non era molto considerato fino a poco tempo fa, che adesso finalmente incomincia a avere la sua importanza. Il fatto di essere entrati come Assoparchi ed essere seduti al medesimo tavolo, non so, di Ferrovie dello Stato, di Enit, di ITA, e questo effettivamente è importantissimo per i parchi. Perché? Perché qui adesso dobbiamo snocciolare anche dei numeri, perché bisogna anche capire, noi diciamo che eravamo una Cenerentola e adesso non dico che siamo una principessa, però siamo una bellissima ragazza, una bellissima figliola. E i parchi generano, il totale dei numeri che noi abbiamo, siamo quasi a 22 milioni di ospiti. C'è solo una realtà che ci batte come numero di spettatori, di ospiti, come li si vuol chiamare, che sono i Collasso Concerti, che fa 26 milioni. Noi siamo al secondo posto. Ma la cosa importantissima è uno studio che noi abbiamo fatto sul mondo dei parchi. Esempio, l'Arena di Verona riesce a generare circa 10 volte il proprio fatturato, ma è anche logico. Se io sono a Torino, decido di andare a vedere un'opera teatrale, la Ida o Giovanotti, un concerto, mi trasferisco, prendo l'hotel, vado al ristorante, mangio, magari mi fermo il giorno dopo, magari vado anche a Gardala il giorno dopo, o vado a visitare la città. Quindi l'Arena di Verona i propri ricavi li moltiplica 10 volte. Un parco come Gardala, ma questo vale per tutti i parchi, genera un indotto 8 volte i propri ricavi. Quindi stiamo parlando di decine di miliardi, perché comunque i parchi vanno a generare oltre 2 miliardi di fatturato, comprendendo anche i prodotti ancillari chiaramente. Ecco, questa è una cosa che bisogna incominciare a tenere presente, perché poi c'è un'altra cosa che è interessantissima, è sempre un altro studio che è stato fatto, non voglio annoiarvi, però è interessantissimo il fatto che nel 1970 il turismo veniva visto come hotel, vettore e come ultimo l'attrattore. Negli anni 90 si è riposizionato il vettore, che è passato al primo posto, quindi TripAdvisor, quindi tutte quelle realtà che tendono a comunicare il turismo. Il vettore è il primo posto, gli hotel al secondo posto, l'attrattore al terzo posto. Attualmente l'attrattore è passato al primo posto. Quindi le persone cosa cercano? Cercano esperienze, e i parchi sono perfetti per quello che riguarda nuove esperienze. Il fatto di poter condividere con la famiglia una giornata di divertimento è importantissimo. Ecco, questa considerazione, che adesso cercheremo sempre di più di evidenziare, è quella che ci permette magari di poter accedere anche, non dico, sarebbe una cosa incredibile, soldi a fondo perduto, ma almeno una certa considerazione da parte dello Stato, da parte delle regioni e da parte dei comuni, perché all'estero questo invece succede. Vi cito solamente alcuni casi. E avendo una visione a livello internazionale da parte mia, conosco parchi di tutto il mondo. Un parco, uno dei 7 migliori parchi dell'EMEA, perché l'unica organizzazione mondiale si chiama IAPA, che comprende tutti i parchi del mondo, i parchi della Disney, degli Universal Studio, tutti quanti, ha diviso il mondo in 3 macro aree. America, Asia e EMEA. Caribe Bay, per esempio, è uno dei 7 migliori parchi dell'EMEA, considerato uno dei migliori 7 parchi.
Pensi che alcuni miei colleghi, perché chi sono insieme con me, Tropica Island a Berlino, Siam Park a Tenerife, abbiamo sulla Palma di Dubai, abbiamo Atlantis, oppure Yas Water World a Abu Dhabi, Rullantic in Germania, sono tutti parchi che io conosco benissimo. Tropica Island, per citarne uno, dei 70 milioni di investimento che ci sono stati, l'imprenditore malese, sono documentato su questo, l'imprenditore malese ne ha tirati fuori ben 17,5, il resto li ha messi Länder Brandeburgo. Futuroscope in Francia ha ricevuto l'anno scorso 304 milioni a fondo perduto da parte del governo francese. Cioè, questa è la considerazione che hanno in altri paesi nei confronti dei parchi. Io adesso non pretendo tutto questo, però qualche piccolo passettino vorrei che lo facessimo. Nel nostro paese invece come funziona, considerando che proprio l'attrattività ha fatto questo grande percorso, arrivando ad avere questo ruolo così importante nel comparto turistico. In Italia c'è questa attenzione? E in Italia non c'è mai stata questa attenzione. Possiamo dire anche un po' per colpa nostra che non abbiamo mai detto chi eravamo fino in fondo, lo stiamo dicendo adesso, e per quello che il mio ruolo in consiglio direttivo di Federturismo Confindustria diventa importantissimo in questo momento, anche perché i parchi hanno una caratteristica che è fondamentale: non possono star fermi, devono continuamente investire. Io, per esempio, per quello che mi riguarda, io ho fatto un programma, mia figlia dice che sono un po' pazzo perché, visto la mia età, ho fatto un programma da qua al 2040 di investimenti continui e costanti. I parchi devono continuamente crescere, quindi danno posti di lavoro. Tenete conto che abbiamo 20.000 persone a tempo indeterminato e arriviamo a 60.000 persone nel periodo estivo. E appunto parchi che devono continuare ad investire, a rinnovarsi, tanto è stato fatto, perché poi bisogna investire, ma bisogna poi fare i conti con quelli che sono gli aumenti che anche il mondo dei parchi subisce inevitabilmente dal punto di vista dell'energia, eccetera. E quindi come si gioca questa partita così importante proprio anche per il PIL, considerando la voce legata al turismo? Certo. Beh, per conto mio, e questo è un mio parere, l'unica possibilità è quella di continuare a aumentare il fatturato, cercare di crescere, ma non con questo, non facciamo confusione, perché è uscito poco tempo fa un articolo che io ho contestato in pieno. Non è tanto l'aumento dei prezzi, anche se i prezzi in Italia si fa un po' fatica a capirli. Vi faccio subito un esempio. Il mio parco ha il periodo di bassa stagione e alta stagione, ma è solamente un esempio che illustra un po' la situazione di tutti i parchi. In bassa stagione significa giugno e settembre, comprando 6 giorni prima, una famiglia di 4 persone con 100 euro entra a Caribe Bay. Non andiamo nemmeno a proibire il fatto che possano portarsi il panino, o certamente non la bottiglia di vetro che potrebbe essere pericolosa, ma la bottiglietta di acqua, nessuno te lo proibisce, cosa che invece succede in altre parti del mondo, quasi dappertutto. Quindi con 100 euro una famiglia che si porta il panino da casa e la bibita può tranquillamente passare una giornata. Sappiamo benissimo che con 100 euro oggi una famiglia riesce ad andare a mangiare una pizza, non penso di più, quindi fare 9 ore in un parco non penso che sia una cifra incredibile. Era uscito questo articolo incredibile dove parlavano che una persona pagava 300 euro per venire in un parco e avevano messo dentro il fatto che si andasse a comprare la crema solare, le ciabatte, il costume da bagno, cioè ancora un po', non so io. L'arredamento anche magari, chiaramente. Ecco, quindi siamo alla follia. Ecco, questo suo nuovo ruolo, Presidente, proprio all'interno di Confindustria, la porterà a confrontarsi direttamente con chi queste decisioni deve prenderle, con chi deve mettere mano al portafoglio per sostenerli, ma anche con tutti gli altri attori che sono coinvolti nel mondo del turismo. Questo proprio per far sì che i parchi di divertimento vengano riconosciuti ancora di più nel loro ruolo. Certo, ed è quello che noi chiederemo, come in altre
succede in altre categorie, in altre associazioni che sono sempre stati in qualche maniera aiutati con dei bandi e attraverso determinate iniziative. Adesso per esempio io ne approfitterò, non solo io, tantissimi miei colleghi, del discorso del green. Il prossimo anno metteremo pannelli fotovoltaici nei parcheggi all'ingresso di Caribe Bay, saranno 800 kW, altri 2400 kW dovrò crearli perché le strutture che io andrò a creare consumeranno parecchia energia e di conseguenza abbiamo bisogno, per fortuna, ecco, su quello che riguarda, e questo è un esempio, il discorso del green, c'è questo bando che ti dà la possibilità di aiutarti un attimo per quelli che sono gli investimenti che devi fare. Questo dovrebbe valere anche per le attrazioni, perché è importantissimo, ritorniamo un po' al discorso di prima, e quello che oggi come oggi fa la differenza anche per una località turistica, allora sole e mare ce l'hanno tutti, bene o male. Facciamo degli esempi. Bibbione si caratterizza perché ha le terme, e Caorle è un bellissimo paese, quindi Jesolo è immaginata da Kenzo Tange, è la Miami, la città del futuro. Quindi deve comunque innovare in una maniera verso questa direzione. Quindi è importantissimo che anche una struttura, e ritorno, perdonatemi ancora Caribe Bay, ma dico Caribe Bay per dire qualsiasi altro parco, ha bisogno continuamente di innovare. Gli investimenti sono pesantissimi, ma anche un esempio, perché a volte non si capisce anche il peso di un parco al di là dei costi di gestione che sono pesantissimi e continuano a aumentare. Un parco come Caribe Bay è costato, un bilancio alla mano, 40 milioni di euro. Il medesimo parco, più o meno medesimo parco, Yas Water World ad Abu Dhabi, è costato 240 milioni di dollari. Quindi quello che noi siamo bravi a fare, per quello noi siamo italiani anche, e riusciamo a cavarcela comunque, è che riusciamo a fare quasi con 2 lire una cipolla quello che gli altri fanno spendendo cifre incredibili. Un'altra cosa importantissima, i miei 6 competitor, quelli che ho citato prima, hanno dei fatturati che sono 10 volte il mio, quindi non è facile, e per quello che sarebbe importante che anche da parte dello Stato, delle regioni, ci fosse un aiuto verso il mondo dei parchi. Presidente, grazie davvero. Intanto complimenti di nuovo e buon lavoro, e vedremo insomma quelli che saranno i frutti proprio del suo nuovo ruolo all'interno di Confindustria, per capire insomma anche l'impatto sul turismo che sappiamo benissimo, grazie alle bellezze italiane di cui proprio i parchi di divertimento fanno parte. Grazie a Luciano Pareschi, buon lavoro e buona domenica. E noi vediamo, chiedo alla regia, le immagini del concerto di Sting con il grande successo a Bassano del Grappa, una star internazionale che ha fatto cantare e ballare i bassanesi e non solo. Vediamo le immagini, la regia e il servizio Sting concerto. Someone gets mine. I hope that someone gets my message number to Bassano. È valsa l'attesa di un anno dopo il rinvio per maltempo per gli oltre 8.500 spettatori che hanno riempito il parco ragazzi del 99 nell'ultima data di Bassano Music Park. Sting col suo basso e la voce ancora graffiante a 74 anni, Dominic Miller alla chitarra, Chris Maas alla batteria hanno incantato il pubblico con un percorso di musica e parole che ha attraversato mezzo secolo di carriera dell'artista inglese, diviso tra l'epoca dei Police e la carriera solista. L'evento con Sting ha chiuso il calendario del Bassano Music Park, che ha ospitato anche Rod Stewart, i One Republic, Tony Boy, Tommaso Paradiso e i Pooh.
E restiamo a Bassano per una notizia di altro tenore, perché è una città, Bassano, che ricorda in modo molto forte, con grande affetto, la figura di Don Antonio Mazzi, mancato all'età di 86 anni. Finché il Padre Eterno mi tiene, io voglio morire sul campo, non è che voglio, capito? Io vorrei morire in Africa. Oppure in una delle case nostre. Aveva espresso questo desiderio Don Antonio Mazzi quando, nel febbraio del 2020, era stato operato all'anca dal dottor Francesco Grano. Ed è stato ascoltato. Il fondatore della comunità Exodus ha chiuso gli occhi in una delle strutture in cui ha portato avanti il suo cammino assieme agli ultimi e agli emarginati. A Bassano era arrivato per una complessa operazione all'anca e durante la convalescenza al San Bassiano ci aveva raccontato come era entrato in contatto con la sanità locale. A 90 anni questo è, non c'è più niente, non c'è più niente. Il problema non sono i 90 anni, il problema che io ho tra l'Italia e fuori Italia, ho 2-3 mila persone che seguo, ed è capitato, ma pensa a te Padre Eterno, che sono andato in pellegrinaggio in Terra Santa con alcuni medici di questo ospedale. Durante il pellegrinaggio in Terra Santa si era creato un rapporto molto forte fra Don Mazzi e i medici dell'ULSS 7 e alla fine l'operazione era riuscita perfettamente. Il sacerdote era tornato un anno dopo per ringraziare e far sentire ancora la sua voce per gli ultimi, ovunque, anche in corsia. Con queste immagini di Don Mazzi chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, ma vi ricordo un appuntamento da non perdere, perché oggi in diretta dalle 15:30 le emozioni su Antenna 3 del Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo, ricreando il clima quattrocentesco con il corteo di quartieri, la gara di tiro con l'arco e alla fune, fino alla sfida decisiva con la corsa dei cavalli. La grande sfida del Palio di Feltre dunque oggi alle 15:30 in diretta su Antenna 3. Però io ora vi lascio come sempre alla sigla, alle previsioni del tempo. Ringrazio ancora Francesco Cerone e Antonio Poli in regia, e poi a seguire, poco prima delle 14, il film Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni. Buon pomeriggio e ancora buona domenica.